Sicuramente molti di noi avranno ricevuto mazzi di fiori, in particolare avranno ricevuto mazzolini più o meno grandi di fiori di mimosa. Ma la mimosa, con i suoi fiori, con i suoi piccoli pompon attaccati a questi rametti elastici versatili, che origine ha? Da dove arriva? Perché la mimosa è entrata così dirompente nelle nostre case? Pensate che è una pianta che è stata importata, è arrivata nel XIX secolo qui in Europa, è arrivata dall'Australia. È arrivata e ha trovato un clima particolarmente favorevole che ha permesso a questa pianta di svilupparsi anche in modo naturale in diversi ambiti. Infatti la mimosa, con i suoi fiori leggiadri, quali a simbolizzare dei piccoli pompon che sono attaccati a questi rametti molto elastici, è un fiore leggiadro, colorato, che con il suo colore giallo arriva a irrompere dopo le giornate grigie del freddo inverno. Infatti, non a caso, anche gli indiani d'America ritenevano che questo fiore fosse un fiore che rappresentava libertà, femminilità, ma rappresentava soprattutto vigore. Infatti, non a caso, la pianta della mimosa è stata scelta come pianta simbolo a rappresentare un gruppo di donne che hanno perso la vita durante un incendio in una fabbrica tessile di New York. E sapete quando è successo? Non a caso è successo l'8 marzo. Voi questo lo sapevate?